13 settembre 2018. Senegas. Ciao ragazzi, sono io Andrew Pepper, esploratore di Misteri Sardegna. Questa è la villa che mi hanno prestato per 3 giorni insieme con la mia zia, che è un nostro amico, che ci ha lasciato questa casa per 3 giorni dove io potrei visitare Senegas, che io voglio scoprire veramente, ragazzi, come si dice veramente questo paese. Aspetta, c'è scritto qua, non con la N, Senegas. È proprio senegalese, Selegas, uguale come quello, il conte. E quindi allora ragazzi, qui siamo a Selegas e quindi adesso noi stiamo andando adesso a visitare la villa che mi hanno prestato in prestito per 3 giorni per visitare. Andiamo, let's go. Che bella, guarda la villa. Vedete, in mezzo
con tutta la vegetazione. Guardate che bello. Che bello. Guardate che abbiamo qui insieme con noi. Il pozzo di Samara. Il pozzo di Samara. Non ci posso che anche questa volta incontra Samara. Non ci posso credere. C'è Samara. Samara. Sei qui dentro, Samara? Ehi! Non risponde Samara, però questo è il pozzo di Selegas. Vedete, questo è meno profondo di quello là di mio amico. Vedete che c'è anche la corda per metterci il coso, per infilare cosa da mangiare a Samara. Tieni Samara, mangiati questo frutto. Ok, guardate queste come si chiamano? Queste sono quelli che sono pericolose, non mi ricordo più. Quelle cose pericolose che inquinano. In questo momento non me lo ricordo. In questo momento la memoria ce l'ho corta, ragazzi, per ricordarmi le cose. Comunque stiamo andando ancora a visitare. Guarda, che cos'è questa cosa? Che cos'è? Aiuto, è veramente inequietante. Che bello. Che bello che è. Zia, ma è tutto suo, anche questo? È tutto suo. Caspita. Sadomu dessa contessa. Come? Sadomu, che vuol dire la casa, dessa contessa, che vuol dire della contessa. Questo si chiama, ragazzi, Sadomu Contessa. Sakuntissa. Sadomu de Sakuntissa significa la casa della contessa, capito? E infatti per quello c'è scritto via Conte Cao, la contessa del Conte Cao. E lì c'è la regina dei gatti. Regina? Regina? Amore! Che bella la regina! Questa è la regina. Ecco, ragazzi, c'è molto da visitare in questa villa Sadomu de Contessa, e quindi c'è molto da visitare. Quindi andiamo subito, che adesso mi devo un poco scaricare un po' di roba in dentro, e così mi metto un po' comodo. Vai, let's go. Sembra proprio un bel castello, il castello della contessa, ragazzi. Siamo dentro il castello della contessa. Prima c'era la contessa numero 1, quello di Costa Rey. Adesso qui c'è la contessa numero 2. Che bello, guardate. Che c'è, regina? Che c'è? Ciao. Ciao, amore. Ciao. Tutto bene, piccola? Bambina? Ah, ci sei anche tu. Ciao. Che bei bambini che siete. Bambini. Siete dei veri bambini. Sì, siete dei veri bambini. Con la coda tutta sbudellata. E qui che cosa c'è? Cosa c'è qua? Cosa c'è qua dentro? Che cosa è? Chi c'è? Mistero! Vedete? Qui c'è pure... Che cosa ho calpestato? Ah no, era soltanto uno. Qui c'è il reparto di Samara, ragazzi. Il reparto di Samara. Samara entra dentro quel pozzo che c'è lì e si sbuca anche da qui. Vedete? Anche qui, non ci posso credere. Qui abbiamo bisogno molto della pila.
E qui cosa c'è? Cosa c'è qui? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Ops. Cos'è qui quel piccolo cieco? Cosa c'è qua? Chi c'è? Anche qui c'è un pozzo! Anche qui c'è il pozzo di Samara! Sei qui dentro? Rispondi! Samara! Sì, abbiamo bisogno di prendere su da piede. Ragazzi, missione investigativo, esplorazione. Non penso che sia paranormale, ma lo scopriremo perché andremo a caccia di tutt'oggi. Ok? Adesso andiamo innanzitutto a visitare il castello dove io dovrò vivere. Per 3 giorni ragazzi, 3 giorni di sopravvivenza. Let's go! Aspetta, ok, perfetto. Andiamo, let's go. Guarda che bella casa! La casa della contessa! Guardate che bella! Che bello questo! Questi qua fanno tutte quelle musichette degli anni, non so che anni sia. Guardate che bello panorama! Che bella casa, guardate tutti i libri! La maschera delle... Poi facciamo vedere, sai che cosa ragazzi? Guardate cosa c'è di bello! È proprio, ragazzi, questo è, oltre che un castello, è un museo. È un museo, guardate quanti quadri ci sono. Ecco qua, questa è la mia stanza. Bella? Fatto tutto di legno. Questo è fatto di legno perché siccome Umberto, il nostro amico, lui è uno che crea, è molto creativo e quindi tutte queste cose le ha create lui. L'ha fatto lui, l'ha montato lui. Questo è il mio letto, la mia borsa. Cosce. Ah, è cosa per metterci le candele. La candela. Qui si apre. Vedete tutto il panorama qui si vede. Che bello. Chiudiamo qui la porta. Eccoci. Ok. Posso? Chi c'è? Oh, ah! Si stanno inciampando. Che cos'è? Ah! Questo è il... dove ci mettevano la pomice. La pomice. Poi qui c'è un altro letto matrimoniale, una piccola finestrina dove si può vedere tutto il panorama. Vedete? Che bello! E qui si esce di nuovo. Queste sono le mie asciugamani, sì, le mie asciugamani. Perfetto. Adesso andiamo a visitare dall'altra parte. Ok, ce l'ho fatta. Perfetto. Oh yeah. Che c'è? Si sente un rumore.
Ok, allora ragazzi, adesso dobbiamo andare a visitare tutta la zona del giardino del castello. Ti pare se voglio scoprire che cos'è questa cosa? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è questa cosa? È fatto proprio di terracotta. Questa è proprio terra, ragazzi, è fango fatto con il fango, che poi ce lo spiegherà bene bene mia zia, che mia zia ci dovrà raccontare delle cose che appartiene su questi oggetti antichi dei tempi quando esistevano i conti, regine, eccetera, le contesse. Poi qui cosa c'è? Ah, questo è un pezzo di tronco, il tronco di una eh, di una palma. Vedete, qui c'è allora, il pozzo di Samara, la sua casa, dove confina tutto fino a quel tombino che c'è là, che noi dovremo andare a scoprire e a vedere che cosa si trova. E soprattutto mi sono scordato una cosa. Chi c'è qua dentro? Chi c'è? Posso? Charlie? Entraci tu. Cosa c'è? Non c'è niente, vero? Perfetto. Sta piovendo. Sta di nuovo piovendo, ragazzi. Andiamo subito allora a vedere ultima cosa e andiamo subito a prendere la pila. Vai, andiamo, torno subito. Allora ragazzi, perfetto, allora c'è la piletta, adesso la pila. Che c'è? Hai fame? Ah, hai fame. Dimmi tutto. Qual è il problema? Cosa vuoi? C'ho fame! C'è qualcosa da mangiare, Andrew? Sì, dopo dobbiamo cucinare, magari ti dà qualcosa mia zia. Ok, va bene, va bene. Io metto attento che sta piovendo. Va Vai. bene, signor Conte. Vuole restare qui a prendersi una boccata d'aria? No, adesso se io vado subito a seguire la mia moglie. Però, adesso che ci penso, mia moglie mi ha detto che vuole stare con me. Sono molto contento. Allora, bambini, allora, che cosa ne pensate di questa casa? È bellissimo. Ma scusami, ma io in questo momento sto mangiando. Capito? Ah, capito. Tu cosa ne pensi? No, ti trovi in un bellissimo posto. Ah, mi hanno detto che è una casa museo. Mi hanno detto. Sì, è una casa museo. Ah, adesso io devo visitare il pozzo di Samara, che si trova proprio lì. Accendiamo la pila e andiamo subito a vedere. Sto entrando dentro. Ok. Aspetta, ok. Accendiamo la pila. Samara! Samara! Sono Andrew Pepper, rispondi! Guardate che acqua! Ce n'è poca però. Incredibile. Incredibile, guardate quanta acqua. Qui sta crollando piano piano, vedi questo pezzo. Cosa c'è? Guardate. Adesso noi proviamo a aprire la seconda. Aspetta, adesso chiudiamolo qui. Ok. Apriamo la seconda botola. Che sarebbe questa qua. Vediamo poco a poco. Apriamola. Aspetta. Guardate. Guardate. È incredibile. Guardate che passaggio. Charlie, vai subito a vedere che cosa c'è qui sotto.
c'è? Charlie, che cosa c'è dentro? È un rifugio, dice Charlie. Però caspita, manca le scale. Adesso andiamo subito a visitare l'altra parte, le entrate del pozzo di Samara. Cammino, qui c'è il cammino. Guarda che bello. Chi c'è? Quale tu? Ho imparato qualcosa, ragazzi. Si sente strane voci, hai sentito, ragazzi? Charlie, prova subito a scoprire dov'è quel strano verso. Si sente strano verso, ragazzi. Ragazzi, si è sentito uno strano verso, ragazzi, l'avete sentito pure anche voi, l'avete sentito? Che cosa potrà essere? Non vorrei che sia qualche pipistrello, qualche Batman che sta... Ok. Ok, guardate che cosa c'è. Posso? Che cosa ci sta qua dentro? Che magazzino! Che bello! Questa è la vostra stanza, vero gattini? Regina? Sì, 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 questa è la nostra stanza. Ti piace come stanza? Andrew Pepper? Sì, è molto interessante. Che bella! Vedendo dove si entra. Ah, ecco, si esce fuori dove c'è la macchina. Ah, finalmente
la villa per 3 giorni insieme con la regina e il conte. Sì, sì, certo, certo. Questa è casa tua. È casa tua per 3 giorni, Andrew Pepper. Grazie, grazie mille. Qui cosa c'è? Ci sono un po' di tutto, ci sono le- i pelati. Ah, i pelati per i gatti. Bocconcini con pesce. Oh, ciao. Charlie, che ci fai ancora lì? Sì, stai filmando, stai. Sto bene? Sì. Diciamo che è abbastanza molto tardi. Sono le... No, è tardi. È l'1:16 di notte. Eh sì. Vuoi venire da quella parte? Perché così puoi anche un po' filmare un po' la mia stanza dove dormo. Dai, vieni da quella parte. Vai, let's go. Oh, eccoti qua. Bene, Charlie, stai lì fermo, eh?